Velvet Music incontra Francesco Renga in occasione dell'uscita del nuovo album Scriverò il tuo nome, un disco che parla d'amore a 360 gradi, in maniera diretta e semplice e come hai detto tu stesso di più di 80 canzoni che hai provinato ne sono state scelte 14. Come è Sì. avvenuta questa scelta? Guarda, la scelta come sempre, io credo che l'artista non sia mai in grado, io perlomeno parlo per me, non sono in grado di fare una scelta di questo tipo e credo che non spetti nemmeno tanto all'artista. L'artista fa l'artista, quindi scrive perché deve farlo, perché ha un'urgenza, perché ha bisogno di raccontarsi, perché l'artista è quello che vive un po' come dire, in una gabbia claustrofobica e l'arte è quasi sempre l'unico mezzo che ha per raccontarsi, per raccontare quello che vede, quello che sente. Quindi questo tipo di, che sia qualsiasi linguaggio poi usi, che sia musica, che sia, che ne so, dipingere o fare un film o scrivere un libro. Però non ha mai, non deve avere lucidità sul suo lavoro, perché non è lucido il suo lavoro. Come dire, è un grido, quindi lo deve fare perché spera che qualcuno, come dire, lo colga, lo raccolga. Quindi questo lavoro va fatto da altri. Se la tua arte si deve confrontare con un mercato, è giusto che ci sia un team che ti aiuti, del quale tu ovviamente ti fidi, che ti aiuti, rispetti la tua dignità artistica, ma che renda possibile la connessione con il mondo esterno, visto che l'artista di solito questa connessione non ce l'ha. E rispetto a Tempo Reale sei tornato, diciamo, alla scrittura di tutti i brani Sì, dell'album insieme a dei giovani artisti. Com'è sì. stato collaborare con loro? Per me è stato fondamentale, dirompente a livello emotivo perché loro mi hanno dato tutti tantissimo e fai conto che sono entrati questi, ma io ho veramente scritto tantissimo con un sacco di artisti, di giovani autori, di team compositivi. Io avevo bisogno di trovare un linguaggio nuovo e attraverso la loro freschezza secondo me l'ho trovato. Da questo punto di vista Scriverò il tuo nome è un disco rivoluzionario per me. Ho dovuto cambiare completamente o comunque in maniera abbastanza pesante, no? Il mio modo per esempio di cantare. Questa scrittura fatta di tante parole, di strofe serrate che muovono i passi da quella che è la cosa secondo me più interessante del rap, che poi credo dal punto di vista artistico a livello mondiale la cosa migliore che è venuta fuori in questi ultimi almeno 15 anni. Il fatto di riuscire quindi a fare quello che hanno fatto loro all'inizio, ma al contrario. Il rap ha cominciato a funzionare quando ha cercato di funzionare a livello popolare, sto parlando. Ha cercato di mischiare quel tipo di cadenze con una certa melodia. Le cose migliori addirittura sono quelle più melodiche, quindi fare il lavoro opposto per un cantante che ha scritto canzoni comunque che partivano da una melodia, fare il passo inverso secondo me è stata la cosa più interessante ed è la cosa più interessante di questo disco. Appunto hai definito questo disco di rivoluzionario, ma rispetto, diciamo, ai tuoi inizi, dal tuo primo disco da solista, com'è cambiato il tuo approccio proprio alla musica? È cambiato con me, nel senso che ogni disco è la fotografia di un momento anche di vita mio, e quindi crescendo, maturando, facendoti attraversare dalla vita, quello che la tua sensibilità artistica muta radicalmente, quindi io ho cominciato a fare questo lavoro che avevo 16 anni, l'ho fatto prima con una band rock, poi ho fatto il solista, quindi i primi dischi prendevano, diciamo, il mio modus operandi era quello della band, per esempio. Non riuscivo, la prima cosa che ho fatto dopo la separazione con i Timori è stato raccogliermi intorno dei musicisti per avere di nuovo quel mood nel quale potermi muovere. Quindi è completamente cambiato, anche se vuoi in un certo qual modo sono rimasto lì perché dal punto di vista pratico e come modus operandi sono tornato in realtà ad un team che è quello che volevo fare. Adesso ho un team che parte dal mio produttore, dalla mia casa discografica, dai miei assistenti, nei quali mi sento comodo di poter fare quello che voglio. Poi è ovvio che l'artista mettendoci la faccia alla fine si prende oneri o onori di tutto quello che fa, le scelte le prendo sempre io,
e quindi se le cose vanno bene per tutti, se vanno male per me. Nei giorni scorsi alcuni colleghi sono stati protagonisti di polemiche con Problemi miei? giornalisti, esatto, tuoi colleghi, per alcune critiche, diciamo, non proprio positive ai loro album. Tu come reagisci alle Alle critiche? critiche? Esatto, o comunque alle recensioni negative dei giornalisti? Grazie al cielo che no, sto scherzando. Io credo che ognuno debba fare il proprio mestiere, quindi se un giornalista reputa, se lo fa in buona fede, non vedo, non si può censurare insomma, il giudizio di nessuno, lungi da me. Ovviamente sarebbe bello riuscire a accontentare tutti, non è possibile, quindi bisogna comunque mettere in conto. Io ti dico anche un'altra cosa, che spesso le critiche che come tutti insomma, ho dovuto accettare no, nell'arco di tutti gli anni, spesso le critiche erano sempre in realtà a posteriori molto centrate. Io sono un tipo abbastanza riflessivo da questo punto di vista, non mi incazzo, mi faccio delle domande e poi se riesco do delle risposte. Invece l'anno scorso eri giudice ad Amici, quest'anno per caso sei riuscito a seguire un po' la trasmissione, magari qualche ragazzo? No, purtroppo Ok. no, perché ho avuto un sacco di cose da fare, ho visto veramente, non ti saprei, non vorrei poi nemmeno, appunto, non mi va, non ho in questo momento in Ok. mano la cosa, quindi non ti saprei dare una risposta. E invece per quanto riguarda appunto la data del 15 ottobre, Il hai detto ci 15 saranno ottobre, alcuni ospiti speciali, che cosa ci poi saprò un dobbiamo sacco di cose, ma se vieni te aspettare? te lo dico, non ti dirò niente, ti dico solo che sarà una sorpresa gigantesca, lo sarà anche per me, pensa a Ok, te. se puoi fare un saluto a tutti gli amici di Velvet Music. Certo, ciao, io sono Francesco Renga e questo è il mio saluto per tutti gli amici di Velvet Music. Ciao!